Bonus erogati a pioggia, a volte finiti nelle tasche di chi non ne aveva bisogno. Così la CGA di Mestre mette sul tavolo la questione dibattuta, quella della razionalizzazione della spesa. Abbiamo assolutamente bisogno di risorse pubbliche per calmierare il prezzo delle bollette di luce e gas, per raffreddare l'inflazione e per frenare il rincaro delle materie prime. I soldi possiamo recuperarli solo tagliando la spesa pubblica, ponendo fine alla stagione dei bonus e dei sussidi che spesso sono stati erogati a pioggia, finendo nelle tasche anche di chi non ne aveva alcun bisogno. La CGA di Mestre ripercorre la vicenda bonus. Una quarantina sono ancora vigenti e in questo ultimo triennio costeranno allo Stato 112,7 miliardi di euro. Si tratta di sussidi introdotti per fronteggiare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina ad alcuni comparti produttivi. Sicuramente sono servite ad aiutare e sostenere le imprese, ma non sempre e soprattutto hanno contribuito ad aumentare in misura significativa il debito pubblico che rispetto all'avvento del Covid è salito di oltre 21 punti percentuali di PIL. Fra i più costosi alle casse dello Stato l'ex bonus Renzi e il bonus edilizia.